Inizia a piovere, senti che aria. Fino a stasera però continua così. Vi farò vedere quando raccoglieremo le patate. Ok ragazzi, è passato qualche giorno, adesso appunto la terra si è asciugata, oggi c'è un bel sole e stiamo andando a prendere il fruttetto per andare a tirare su le patate. Era calcolato? Ma guarda un'arca in cima! Che passa? La rua lì. Sei sicuro che non le rompi? Mi pare massa una roba che spacca quella lì. No no! Sono pronto a tirare su le patate. Allora vedete, qui abbiamo le cassettine da metterle dentro, poi anche là un'altra. Sei andato in piscina, sì? Sì, è fatto. È caldo. Poi si cerca. Mettere normali.
Funziona? Sono venute su bene. Bisogna tirare via a terra e spostarla, guarda. Vengono fuori altre 4. Alcune sono rotte però, come mai? Un grillo talpala. Che si rimane. Qua sì. Il discorso con quello lì è riuscire a tirarle su senza romperle in modo semplice. Pronto? Anche con la zappa, se no. Prima che... Che è le mani? Non lo vedi però? No, facciamo le patatine fritte dopo. Sei gnocchi. Con quelle rosse. Ok, prima fila raccolta. Allora adesso, dato che c'è l'ulivo, dobbiamo abbassare l'arco di protezione, se no ci va addosso. Vieni su. Gira, gira. Ehi, anche che una fila. Oh. Basta. Oh. Dai. Sta vicino, Teddy. Dai. Dai, vai. Metti che una marcia lenta. Buona. Dai, via. Cosa è? Marcia lenta. Marcia lenta. Marcia lenta. Marcia lenta. Passa. Avanti. Marcia lenta. Guardate qua, già le cassette che abbiamo raccolto. Zio! Buttati. Allora ragazzi, in pratica l'idea è questa, dato che prima venendo in giù c'è il problema che appunto qua c'è un ulivo in mezzo, adesso pensavamo di andare verso in su al contrario, quindi, e dopo girare in fuori quando siamo vicini. Però secondo me non è tanta, vabbè, ideale come roba. Allora intanto hanno deciso di entrare al contrario. Fermi, non vedo niente, lei le patate. Qua. Io qua. Secondo me sono qua sotto. Quella lì.
Qua c'è una bina, qua ce n'è un'altra. Sì, poi non capisco perché vi siete andati a mettere al contrario. Cioè, ne hai rato quanto? Niente. Vieni. Io devo andare a fare un bagnetto, che si muore di caldo. Ho le mani che stanno di letame, perché sto scavando nel letame. Ne sono pulite un po'. Basta sollevamento. Basta. Adesso sta scherzando lui, il trattore. No, bloccato. Stacca le motrici. In pratica adesso deve cercare di frenare con la ruota, questa qua a sinistra. Lui dovrebbe slittare il muso davanti, perché frena con questa e con quella là va. Andiamo a prima. Aspetta, dai, ciappa a mano la cosa, fammi vedere. È quello che stavo per fare io. Che genio. Allora, il problema è stato che appunto là non c'era tanto margine per girare. Prima quel pochettino via, dopo un in su, adesso passiamo bene. Andare in su. No, cosa dici? Sono tante, poche rispetto all'anno scorso. Ce n'è di più sta. Ce n'è di più? Ma qui è una pupa sta bina qui. Non so come mai, dove le nelle patate? Amici te non regno. Chi si gira, diciamo, si segue la strategia iniziale, perché abbiamo visto che andare in su non è ottimale, ecco. Ok ragazzi, adesso facciamo un bel time lapse veloce. Ok ragazzi, allora abbiamo finito. Guardate qua il raccolto di quest'anno. Queste qui, 2 casse belle piene. Queste qua sono quelle che usiamo ad andare a raccogliere le olive, diciamo. Dopo ci sono queste qua, quindi 3, 4, 5. Questa qua è mezza vuota e anche quella là, quasi 6 insomma. Il padre intanto è andato a sistemare l'impianto a goccia, che si è staccato il pezzo di tubo dove aveva fatto la sonta. E adesso penso che vado a prendere anche un estirpatore. Ci vai allora a prenderla? Perché proviamo a dargli un'altra passata per vedere se c'è ancora qualcosa sottoterra che magari appunto non abbiamo preso bene con la vanga. Però prima andiamo a bere qualcosa. Spostiamo il fruttetto che dopo lo usiamo per andare a prendere l'estirpatore. Allora spostiamo queste, no, intanto Te li metti lì. lo mettiamo lì insieme alle altre. Buono, dai, andiamo a bere. Sentite che concerto di cicale oggi, caldo potente. Qua si sta bene, no? Ma è fresco. Non la fa calda. È la calda? Ok, allora dopo aver bevuto adesso vediamo qua cosa fare. Hai già caricato tutto, zio? Ha caricato le erbacce, quelle che avevamo tagliato l'altra volta col decespugliatore. È arrivato con l'estirpatore. Adesso, va bene. Sta un po' in là. Qualcuna vedete che viene su, non tante, ma ne vengono fuori però, dai.
Allora è uscita quasi un'altra cassettina piccola, ovviamente metà, mezza dai, che va a riempire questa però, e quindi siamo a 6 più o meno, 3, 6. E adesso le carichiamo sul Centauro e le portiamo sotto il capannone, e dopo il nonno le sistema bene, le pulisce, toglie le parti magari che si sono marcite, eccetera eccetera. Bene, immagazzinata. Va bene dai ragazzi, allora spero che anche questo video vi sia piaciuto. In caso positivo fatemelo sapere zappando un like e iscrivendovi al canale. E noi ci vediamo alla prossima. Passata la macchina. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Sono le mani che stanno di letame, perché sto scavando nel letame.